diceva il grande Enrico Ameri, tutto esaurito, ventilazione apprezzabile, no? È grandissimo. Sei contenta, Lucy, che abbiamo lo studio pieno di belle ragazze? Certo, sì, poi devo dire che secondo me è una delle squadre più belle che ho visto. Ah sì? Sì, Beh, tutte, detto da sì, te, poi devo sì, dire, sì. no? Marco, sei d'accordo? D'accordissimo. D'accordissimo. Andrea, d'accordo? Anche. Beh. No, che siamo in minoranza, caro Roberto Maso, non solo nel mondo della pallavolo, ma anche in studio questa sera. Cosa dobbiamo fare? Tu che sei presidente regionale della pallavolo. Dobbiamo lasciare spazio alle donne, perché il futuro è donna, quindi con tanto rispetto. No, nella pallavolo ormai ci siamo abituati, perché soprattutto in Veneto il 21% dei tesserati sono maschi, il 79% sono donne, quindi dobbiamo adeguarci un po' anche a questi numeri. Anche se devo dire che come maschile nell'ambito regionale facciamo i nostri numeri, perché a livello rispetto al nazionale abbiamo dei numeri che sono consistenti, quindi il 21% di tutti i tesserati, di 44.000 tesserati, è un buon numero. È un buon numero, sì. Mi dicevi fuori onda prima che avete un importantissimo appuntamento la settimana prossima che riguarda addirittura lo statuto federale, quindi una cosa Sì, importante. avremo un'assemblea l'8 di dicembre, lunedì 8, a livello nazionale, dove sono chiamate tutte le società d'Italia per la variazione dello statuto federale. L'attuale statuto prevedeva la composizione della federazione in comitati provinciali e regionali. Con la variazione diventerà una federazione composta da comitati periferici e comitati territoriali. Territoriali perché si tenderà a vedere non solo le province ma espressamente i comuni, quindi un territorio. Nel caso nostro, nel caso del Veneto, avremo Belluno che sarà integrato al comitato provinciale di Treviso. Quindi Mentre gli altri rimarranno con la mentre propria... gli altri rimarranno come i comitati provinciali, quindi il una novità comitato territoriale importante, no? di Belluno e Treviso sarà nel 2016 un unico comitato, quindi si partirà con questa struttura. Vedo le ragazze del Campo d'Arsico veramente cariche questa sera. Ma dov'è l'allenatore? Scusa, io inverto un po' la scaletta, dov'è il microfono? Perché ce l'hai tu, guarda caso. No, ma come fai, scusami, a tenerle tranquille? Intanto presentiamo la squadra, invertiamo un po' stasera, andiamo un po' a... Presentiamo un po' questa squadra, perché le sento molto cariche, molto vive. Sì, questa è una squadra che fa il campionato di terza divisione e il campionato Under 16. Albino Gallina. Allenatore di questa squadra. E sono così sempre? No, sono anche peggio. Quindi è dura, insomma. Eh sì, sono un bel gruppo, numeroso e tosto. E oltre ad essere belle, sono anche brave a giocare o meno? Con sorpresa sì. Ah, con sorpresa. Belle e brave. Belle e brave, cavolo. Sì. Che tra l'altro abbiamo due Albino in studio questa sera, che già è una notizia. Sì, sì. Voi come famiglia, come gruppo Tonazzo, date anche una mano, mi pare, al Campo d'Arsico Volley. Sì, sì. A qualche società, mi pare, a un gruppo un po' più... Se giriamo il microfono così sentiamo anche il Filippo Trabuio, il vicepresidente. Con molto disonore purtroppo per il Presidente. Vi danno una mano? Ci dà una grossa mano da anni. Abbiamo anche un atleta in prima divisione femminile che si chiama Gioia Tonazzo, che bello. Gioia Tonazzo. Che è la nipote appunto, che è il nostro capitano da anni, storico. E la famiglia ci dà una grossa mano da molti anni, sono sempre stati innamorati del pallavolo. Non so se sia dovuto alla figlia o era precedente la cosa, però comunque è una cosa che ci fa piacere il movimento del pallavolo padovana soprattutto. Per cui, quindi Albino date una mano, cioè non solo agli alti livelli, ecco, questo vuole essere anche un messaggio, no, del vostro gruppo, che non guarda solo alla Serie A. Facciamo anche con il Villanova. Anche con il Villanova, giusto? Avevamo anche il Silvoli, abbiamo fatto qualcosa con loro. Sì, diciamo che un'attenzione rispetto ai giovani, perché diciamo è lì che bisogna lavorare. Cioè, come dicevo prima, no? Noi ci identifichiamo abbastanza su questo sport, per cui crediamo che investire, aiutare, no, lo sport nei giovani sia una cosa importante. Ne approfitto io. Sì, come no. Un po' per quei tempi della regia. No. Infatti ne approfitto anch'io per ringraziare gli sponsor, in questo caso Albino Tonazzo, ma anche tutti i nostri sponsor, che chiaramente non sto qui a citare, però sono loro che ci danno una grossa mano a tirare avanti, perché noi siamo una società che non fa selezione, una società che cerca di raccogliere tutti i ragazzi che si innamorano della pallavolo e cerchiamo di condurli al miglior livello possibile.
con i costi che hanno attualmente le palestre, gli impianti, i rimborsi spesi e tante altre cose, non ce la faremo se non avessimo la grossa mano degli sponsor, per cui veramente sono quella piccola quota, perché ne abbiamo tanti di piccoli anche noi più o meno sulla stessa filosofia del Padova, per cui chiaramente vi unisce questa cosa. Ci unisce questa cosa, perché l'unione fa proprio la forza e ci danno una grossa mano, per cui ne approfitto per ringraziarli, insomma. Lucy, tu quando hai iniziato a giocare, a che età? Sono curioso. Io ero grande, 13 anni. Ah, però. Sì. 13 anni in una, beh, da noi è diverso, c'è un club dove ci sono da tanti noi sport. dove? Spiega, perché non tutti sanno che tu sei argentina, eh? Beh, in Argentina è diverso perché praticamente siamo tutti soci e tu paghi alla fine una quota mensile e hai diritto di giocare in qualsiasi sport che vuoi. Quindi i club sono grandi, è diverso da qui, che magari trovi tipo una società dove c'è solo la pallavolo. Certo. Invece lì sono delle polisportive praticamente. Bravo, sì, delle polisportive. Comunque parlando di quello che parlava Tonazzo, una cosa che volevo dire è che anch'io mi identifico molto con lo sport che faccio. Credo che di tutti gli sport che ci sono è un ambiente molto familiare e soprattutto nel palazzetto qua, vedi, proprio è bello andare a vedere perché ci sono tante famiglie, la tifoseria è presente ma è molto tranquilla. Quindi è bello andare la domenica nel palazzetto e essere in un ambiente sano e soprattutto il discorso dei giovani è anche importante quello. Cioè, ci sono altri sport come il calcio, però sono diversi. La pallavolo è un ambiente sano e qui a Tonazzo Padova è rappresentato. Ma sì, sai sì. perché? Perché poi c'è un personaggio come Marco Gianesello che se ne inventa una ogni domenica, perché quest'anno pensa, poi ce lo spiegherà meglio, che hanno trovato anche so che se dico babysitter qualcuno si arrabbia, le educatrici o gli educatori, che sono anche maschi, per i piccoli in modo tale che non si annoino durante la partita. No, Marco? Proprio per il discorso che faceva Lucy di creare un ambiente sano rivolto alle famiglie ma a tutti, abbiamo creato una serie di iniziative e una di quelle che ha riscosso più successo è l'angolo curato da Non Solo Tata, che è un'associazione che si occupa appunto di animazione per l'infanzia, ed è un cosiddetto Kinder Corner, diciamo uno spazio dove i bambini possono essere lasciati con degli educatori professionisti, e, insomma uno spazio dedicato solo a loro per divertirsi, per giocare, quindi è una delle più belle novità di questa stagione. Cosa bolle in pentola? Cosa bolle in pentola di nuove iniziative? Beh, intanto ne vedremo un po' qui nel periodo natalizio, insomma, diciamo che l'intrattenimento è stato sempre una delle cose su cui abbiamo puntato maggiormente. Ho visto i sbandieratori quest'anno abbiamo ogni settimana un'iniziativa Ci anticipi nuova. qualcosa per domenica? O... Domenica avremo un bellissimo gruppo di majorette, numeroso, majorette banda da Villa Estense direttamente. Ho visto Mattei che annuisce, per cui non so come mai, speriamo che non si concentrino troppo nelle fasi di riscaldamento, ma insomma... Quella è la banda, quella è la banda, non è... Non avevo capito. È la banda quella che suona, tu sei la banda quella che schiaccia. Ah, ok, ho capito. Sì, quindi da qui a poi al periodo natalizio, che come sapete ci vede impegnatissimi, sempre. Noi e loro, sempre al palazzetto, ci saranno diverse cose, insomma. Sorprese. Sì, Visto che abbiamo questo accento argentino da questa sera, sentiamo un altro che ha un bel accento argentino, sentiamo cosa ha detto domenica dopo la partita con Verona Gonzalo Quiroga. Gonzalo Quiroga, oggi vi eravate quasi illusi sul 26-28? Sì, abbiamo giocato un primo set fantastico, non abbiamo sbagliato troppo, ma dopo io credo che abbiamo cominciato a sbagliare tantissimo la ricezione, abbiamo sbagliato tante battute, non ho guardato il P2, ma sono sicuro che abbiamo sbagliato 12-15 battute, che non abbiamo fatto una battuta troppo forte. Io credo che dobbiamo migliorare, dobbiamo lavorare troppo sulla ricezione, abbiamo fatto tantissimi errori, ma adesso dobbiamo pensare alla prossima partita. Per quanto riguarda un voto che daresti oggi a Padova, perché comunque nonostante tutto avete fatto una buona partita anche recuperando molti punti quando Verona sembrava aver preso il largo. No, sicuro, abbiamo fatto una buona partita contro una squadra che è fortissima, con un giocatore fortissimo, ma nonostante io credo che possiamo giocare meglio in lo che rispetta alla battuta ricezione, che è il nostro punto di difficoltà, ma niente, dobbiamo lavorare più tutta la settimana per migliorare questo. Ravenna, prossima partita, anche quella una squadra molto tosta. Secondo te, con la partenza di un giocatore in regia come il loro palleggiatore, saranno
po' forse più deboli rispetto all'inizio della stagione oppure no? No, sì, sicuro che Ravenna non è lo stesso senza l'opposto, senza il palleggiatore, ma il secondo palleggiatore lo conosco bene, un altro argentino, Maxi Cavana, è troppo forte, bravo. E il secondo posto non lo conosco, ma tiene due schiacciatori che sono buoni, dobbiamo migliorare e pensare in questa settimana, dobbiamo pensare di più nella nostra parte del gioco, ma che Lauro. Sì. Grazie, in bocca al lupo. Grazie, Crepi. Lui si parla bene però, Gonzalo, È qui da poco, ma... Hai visto? Sì, infatti secondo me parla anche del modo di essere, tipo della classe di persone che è Gonzalo. È molto educato, è un bravo ragazzo e per integrarsi ha imparato velocissimo, tipo... Bravo, veramente bravo. Tu sai che nella terza parte abbiamo l'intervista doppia con Santiago? Preoccupati un po'. No, meglio, cioè ti sbaglia, meglio se lo faccio vedere a casa 6 Anche volte. perché Andrea Mattei, che è stato protagonista dell'intervista doppia di settimana scorsa, so che si è preparato sulle tabelline, ma non lo interroghiamo questa sera, quindi stiamo tranquilli. Andrea, la partita di domenica, cominciamo un po' a proiettarci sulla partita di domenica prossima con Ravenna, una squadra che è partita molto bene perché il calendario un po' gliel'ha concesso, adesso ha preso qualche sconfitta perché il calendario glielo ha impedito e quindi... Quindi hanno perso il palleggiatore Tognuti, che era molto forte, dal Kazan, e l'opposto si è fratturato il dito. Sì. Però non è una squadra da sottovalutare, perché ci abbiamo giocato contro con questi due giocatori mancanti e ci hanno dato dentro. Hanno due centrali ottimi e una squadra molto ben organizzata, secondo me. Partita da affrontare con grande attenzione. Sì. Ho visto molto bene Mattia, si è ripreso completamente, sta riprendendo la forma. Abbiamo visto un po' meno bene Giannotti domenica, no? Purtroppo i due a volte si alternano un po'. Sì, anche se Mattia sta andando su ottimi livelli. Mattia ha ripreso molto bene. Gianno non so cosa aveva, forse un po' di influenza, gli era venuta il pomeriggio, quindi ecco. Stava un po'... Era un po' debilitato, questo non lo sapevamo, quindi insomma un po' di... Ci sta anche questo. Filippo, voi mi dicevi prima, fuori onda, che quando andate al Pala Fabris con la, come si chiama, la guest, Marco? La special guest. Special guest, ovvero, spiegalo tu e poi in becco. Sì, ovvero ogni settimana c'è una società che prenotandosi presso i nostri uffici può partecipare con un prezzo agevolatissimo, invitando tutti gli atleti, i giocatori, i dirigenti, fino a un massimo di 200 persone, ed è l'ospite della domenica, viene salutato dal nostro speaker, scende a fine partita sul terreno di gioco per fare la foto con i ragazzi che sono sempre disponibili, poi sorridenti anche se perdono, ma non succederà. No, e questa è una delle cose, delle iniziative più tradizionali ma anche più apprezzate, perché il rapporto con il territorio, sia con il comitato provinciale sia con le società, è diretto e viene alimentato anche proprio da queste iniziative, insomma. E voi, Filippo, siete una delle... Sì, noi ci teniamo molto, appunto, ci teniamo soprattutto per i ragazzi. L'anno scorso, quando hanno fatto una specie di evento simile, in 400, siamo stata la società che ha avuto più presenze in assoluto. Sì, quest'anno abbiamo dovuto porre un limite numerico, perché la richiesta è talmente tanta infatti noi... Ma quest'anno vi siete prenotati? Ci siamo già prenotati per la partita del 20 dicembre. Noi abbiamo un gruppo di WhatsApp di dirigenti, c'è una dirigente che è un fenomeno su queste cose. Ci abbiamo messo forse un'ora a raccogliere 200 adesioni. Quindi 20 dicembre partita con Piacenza. Bella partita, quindi... Ci abbiamo pensato ai ragazzi che dopo devono studiare, perché queste sono tutte studiose e brave anche, dicono. Quindi avete detto prima di Natale non fate danni, appunto, non fate danni. Sì, cerchiamo appunto sempre di conciliare lo studio, che è la cosa più importante delle famiglie, e lo sport, per cui ci teniamo, insomma, per cui è stata un'iniziativa che abbiamo colto al volo. Ci hanno avvisato anche un loro sponsor, guarda c'è questo avvenimento, devono saperlo entro oggi, un'ora avevamo già 200 giorni. Bene, vi dicevo che nella terza parte abbiamo due sorprese importanti. La prima è arrivata l'allenatrice dell'Under 14
della Pallavolo Padova targata Chioene, che ha vinto la Coppa Veneto domenica a Verona, è arrivata in estremis, ci verrà a salutare con la Coppa in mano, e quindi caro Roberto, siccome domenica c'è stata un po' di fretta perché la partita si è prolungata, la partita di Verona doveva iniziare nei tempi previsti, diciamo che la premiazione è stata fatta un po' in fretta e furia, quindi stasera abbiamo l'opportunità di rifarla davanti alle telecamere di TV7 e penso che sia un bel regalo per questi straordinari ragazzi che hanno vinto questa. E poi abbiamo l'intervista doppia di Santiago Orduna con Lucy che sta tremando a tra poco.